Quello che abbiamo cercato di trasmettere agli allievi che hanno avuto con noi la possibilità di svolgere questa esperienza è stato prima di tutto l'apprendimento di un metodo destinato non solamente ad insegnare quello che è il processo col quale riuscire a digitalizzare un oggetto appartenente al patrimonio culturale, ma soprattutto ad apprendere e a immaginare come questo potesse essere costruito, essere realizzato, essere prodotto. E il processo con il quale i ragazzi che hanno affrontato questa esperienza hanno acquisito e hanno sviluppato nel corso della digitalizzazione è stato mirato soprattutto al trasferimento di una tecnologia che ha permesso loro di apprendere non solamente i rudimenti di una disciplina, ma anche l'utilizzo di strumenti e di processi che sono stati sviluppati dal nostro gruppo di ricerca. Quindi l'obiettivo ha voluto in qualche modo essere quello di avvicinare il mondo della ricerca a quello della formazione e dell'apprendimento, così da ridurre quella discrepanza, quel gap che sovente si viene a manifestare tra la produzione tecnologica, lo sviluppo della produzione tecnologica e l'apprendimento di quelli che sono i principi per poter affrontare al meglio il metodo con cui ricostruire digitalmente i cammini. Da un punto di vista operativo i ragazzi si sono cimentati con un tema impegnativo, un tema difficile, che però ha permesso loro di realizzare dei modelli digitali estremamente accurati e che hanno avuto la possibilità di insegnare loro a comprendere e a capire i criteri con cui questi oggetti sono stati realizzati. Dal punto di vista tecnologico hanno utilizzato degli strumenti particolarmente mirati alla definizione di modelli che sono stati poi successivamente utili nella finalizzazione di determinati scopi, dalla rappresentazione alla visualizzazione tramite animazione, alla stampa tridimensionale, la famosa stampa 3D che in quest'ultimo periodo è abbastanza utile per riportare su un piano di consistenza fisica ciò che invece appartiene, come è stato sviluppato e come è stato prodotto dai ragazzi, a un contesto e a un dominio più digitale.